Per fortuna non si registrano particolari situazioni di criticità, a parte un incremento del 35% dei furti che si è verificato nel 2023 rispetto al 2022, ma già nel primo trimestre del 2024 rispetto anche al primo trimestre del 2023 registriamo un netto calo dei furti in abitazione e anche nei centri commerciali. Questo è il bilancio della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del Pordenonese, riunitosi questa mattina per la prima volta ad Azzano Decimo. Presente, oltre al prefetto Domenico Natalino Manno, anche il questore Giuseppe Solimene, i comandanti provinciali di Carabinieri Roberto Spinola e della Guardia di Finanza Davide Cardia. Il quadro, nonostante l'aumento dei furti, è stato definito positivo per il territorio. Oggi Azzano Decimo ha ufficialmente inaugurato la partenza del progetto del controllo di vicinato, strumento pensato per fornire segnalazioni utili alle forze dell'ordine con l'obiettivo di abbassare gli episodi criminosi. È una testimonianza della presenza attiva delle forze di polizia e in particolare dell'Arma dei Carabinieri, ma di tutto il sistema di sicurezza, che è composto da più livelli, dallo Stato, dalle forze di polizia, dalla polizia locale, e adesso si aggiunge un altro livello molto importante che è quello della cittadinanza, i cittadini responsabili, i cittadini che diventano sentinelle della legalità e della sicurezza del territorio, segnalando situazioni di disagio, di sicurezza urbana, situazioni che potrebbero comunque sfociare anche in atti criminosi e che devono vedere il tempestivo intervento delle forze di polizia.